Eder. Mech. Pallister. Benvenuti a un altro approfondimento sul misterioso caso di Liliana Resinovic, una storia che ha catturato l'attenzione pubblica e lasciato molte domande senza risposta. Oggi ci addentriamo nei dettagli intricati che circondano il ritrovamento del suo corpo e le indagini successive sull'ambiente naturale che potrebbe contenere indizi cruciali. Liliana Resinovic, ex dipendente regionale 63enne, è stata trovata morta il 5 gennaio 2022, in un'area boschiva che è diventata il fulcro delle indagini. Lo zoologo Nicola Bressi, che offre il suo supporto come consulente per l'associazione Penelope, sta analizzando meticolosamente l'ambiente naturale del luogo del ritrovamento, sebbene la sua relazione ufficiale non sia ancora stata depositata. Alcune delle sue considerazioni preliminari stanno gettando luce su aspetti finora trascurati. Bressi sta cercando di determinare quale impatto gli animali selvatici avrebbero potuto avere sul corpo di Liliana. Questa analisi è fondamentale per comprendere se il corpo di Liliana sia rimasto esposto alle intemperie per settimane, senza mostrare i segni dell'azione di animali selvatici. Il contesto è stato ulteriormente complicato da test non ufficiali, tra cui l'installazione di fototrappole per catturare immagini della fauna locale. Tuttavia, questi test, eseguiti in una sola notte e in un periodo diverso rispetto al ritrovamento, hanno rivelato solo la presenza di 2 gatti. Un fattore chiave sottolineato da Bressi è il cambiamento dell'area dovuto all'attività umana. Troupe televisive, turisti e curiosi hanno alterato il paesaggio naturale, influenzando il comportamento degli animali selvatici. Gli animali, infatti, possono percepire l'odore umano, modificando il loro approccio a un'area che è diventata una sorta di piazzola. Bressi ritiene che sia impossibile replicare le condizioni dell'ambiente al momento del ritrovamento del corpo, poiché lo scenario è cambiato drasticamente. Inoltre, nel parco di San Giovanni, vicino all'area del ritrovamento, esiste una colonia felina ben curata, che ha spesso subito incursioni da parte di animali selvatici, come cinghiali, che hanno provocato danni considerevoli. Questi elementi sollevano ulteriori interrogativi sulla possibilità che il corpo di Liliana sia rimasto indisturbato per tanto tempo. Le analisi di Bressi potrebbero portare a nuove rivelazioni, contribuendo a chiarire uno dei misteri più avvincenti degli ultimi tempi. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo caso complesso e affascinante. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.